Dal punto di vista monumentale e architettonico non è che Sommatino abbia granché, sono pochi gli elementi degni di rilievo, ma veramente degno di rilievo è la torre civica, la torre campanaria, una torre che ci ha consentito di salire, pensate, 100 gradini per arrivare qui sopra, dove si ammira un panorama veramente incantevole. Da qui si domina tutta la città. Torre campanaria che cercheremo di sviscerare per voi, e lo facciamo in compagnia di colui il quale, pensate un po', che intanto si chiama Stefano Carmina. Stefano Carmina, che è colui il quale 2 volte la settimana sale fin quassù per dare la corda a questo orologio che è meccanico. Allora Stefano, le caratteristiche di questo orologio? Praticamente le caratteristiche principali sono che tutto funziona meccanicamente. In questo momento stiamo vedendo che le campane si sono caricate per lo scampanio di 12 colpi, perché sono mezzogiorno. Ecco, diciamo rigorosamente in diretta che mentre stiamo registrando sta per scoccare mezzogiorno, sì. E tra un po' suoneranno le campane, sì, 12... che noi faremo sentire ai telespettatori. Sì, 12 colpi meccanicamente, senza corrente e senza niente, tramite questi laccetti che con questa corda, che adesso praticamente questa sono i 12 colpi che ha preso, adesso scatta il freno a mano e in automatico prende i 12 colpetti. Ecco. Guardi che, guardi, ecco. È partita la campana. E sono suonati 12 colpi. Questo funziona praticamente ogni 15 minuti. Ogni 15 minuti sono sempre 12 colpi, praticamente fra 15 minuti suoneranno 12 colpi e un più uno colpetto, quindi... Ecco, una storia affascinante comunque quella di questo orologio, perché un po' come Nuovo Cinema Paradiso, questo giovane allievo seguì le tracce del maestro che era... Ignazio Sacomando. Infatti è colui, se questo meccanismo è ancora funzionante, così è merito anche a lui che l'ha consegnato. E che cos'è successo? A un certo punto l'ha invitato a fare che cosa? No, niente, mi ha invitato a fargli compagnia qui sopra e allora io appena ho visto questo meccanismo sono rimasto contento, entusiasta, e quindi nel momento in cui il signor Sacomando non è potuto più salire ho chiesto al nostro sindaco se mi potevo prendere cura io del meccanismo e mi sono fiero perché sono riuscito di nuovo a far funzionare le campane e il meccanismo che è meccanico. E così la torre civica ha preso il suo riavvio con le campane. E con questo si raccorda. Se vuoi faccio caricare. Ecco, allora vediamo un po' come si dà una corda, così abbiamo visto tutto, abbiamo visto i contrappesi che vanno, ecco. E così il nostro Stefano ha evitato un viaggio perché è salito con Sicilia Bella e magari non salirà più un'altra volta. Abbiamo agevolato anche la cosa. Ma dicevo, mentre consistiamo a questa corda tutto rigorosamente in diretta, che sulla monumentalità in effetti di Sommatino c'è poco, ma questa torre vogliamo conoscerla meglio. Per parlarci meglio di questa torre abbiamo il maestro calogero Chinnici che ci racconta questa storia. Dalle carte dell'archivio comunale risulta che questo orologio fu completato, questa torre civica, nel gennaio del 1845. Però in effetti c'era stata un'altra torre prima, un altro orologio, era malfunzionante e la gente si lamentava perché altri comuni vicini avevano l'orologio, Sommatino no. Allora il Dio Coronato, che sarebbe il consiglio comunale dell'epoca borbonica, decise di costruire questa nuova torre. E per avere qualche idea sul costo si rivolse al comune di Butera, il quale quelli gentilmente fornito al comune di Sommatino il preventivo di spesa del loro orologio, addirittura fornirono anche la pianta del meccanismo, che ovviamente era diverso da questo. Però mancavano come al solito i soldi e il comune di Coronato si rivolse al principe di Trabia, Giuseppe Lanza Branciforte, principe di Trabia, sperando chissà in quale miracolo, in quale donazione. E infatti noi leggiamo nelle carte d'archivio
illustrissimo principe, magnificentissimo, munificissimo, e tanti elogi sperticati per invogliarlo a concedere, dare una cospicua donazione. Se non quale fu la delusione che il principe inviò solo 60 ducati, cifra irrisoria rispetto alla spesa occorrente. E il Duconato aveva avuto come idea, per ringraziare il principe, di affiggere una targa di ringraziamento. Una volta che furono solo 60 ducati, questa targa non fu più apposta e bisognava recuperare le somme, e tassarono il dazio sulla carne, e i vetturali, cioè i carrettieri che da Sommatino portavano lo zolfo dalla Mina di Trabia allo scalo di Licata, anche loro darono. Per ogni cantaro di zolfo loro donavano al Decoronato un grano. E allora, e qui vediamo ancora una volta come le miniere sono sempre state predominanti nella storia di Sommatino. Caro maestro, ma caratteristiche tecniche, allora descriviamola questa torre, quali sono le caratteristiche? Recuperate le somme, si contattò architetti di Caltanissetta, ingegneri, e un maestro orologiaio nisseno, e disegnò il meccanismo, che fu costruito da un sommatinese, un esperto in meccanica, e questo meccanismo poi fu posto finalmente nel 1845, così il paese ebbe la sua torre civica. Allora era alta 16 metri. Nel secondo dopoguerra, tra il 1949 e il 1950, fu innalzato fino a quasi 30 metri, con 4 quadranti, mentre prima il quadrante era uno solo, che era rivolto verso la piazza Regina Elena, che all'epoca era la piazza principale. Ecco, caratteristiche, 4 quadranti, ma vediamo che sono 3 quadranti con numeri arabi e uno con i numeri romani. Come mai? E quello con i numeri romani perché per perpetuare la tradizione, perché inizialmente i numeri erano romani. Ecco, solo per questo. Da qui dicevamo c'è un panorama eccezionale, ma c'è anche un piccolo segreto. Io inviterei Stefano a fare anche questa operazione. Lui è il padrone di casa qui nella torre. Ecco, pensate, da un quadrante, togliendo un numero, in questo caso il numero 3, guardate un po' che cosa succede. Ecco qui. È una bella panoramica di tutta la via Trabia e anche di Sommatino praticamente. Ecco, via Trabia che ci consente di parlare col maestro di alcune leggende legate alla città di Sommatino. Sì, ce n'è una che è una leggenda comune anche a altri paesi, cioè che si riferisce al ritrovamento di tesori miracolosi con incantesimi. Questa dice che se di notte su un cavallo focoso, uno con una tazza piena d'acqua fino all'orlo, parte di notte e va a sud del paese dove c'è una collina chiamata del Gigante, se uno riesce ad arrivare senza fare cadere una goccia d'acqua, lì si apre una grotta meravigliosa, illuminata, ricca di tesori immensi.